capisco pure che il Padova, onestamente, con tutto il rispetto della categoria, non ha nulla a che vedere e a che fare diciamo, con questa categoria, quindi ci si augura tutti quanti di portarla laddove tutti sappiamo. Si presenta così Massimiliano Mirabelli, 52 anni, già direttore sportivo del Milan, di proprietà cinese, è arrivato a Padova per vincere e guadagnare la Serie B. Padova non è la Serie C, Padova per me vale quanto la Serie A e quanto il Milan e l'Inter, perché è una piazza, è un club importantissimo, quindi è una sfida difficilissima, bellissima, a me piace vincere le sfide. La società ha idee chiare, dice Mirabelli, questi obiettivi però si conquistano sul campo. Per ora, però, il mercato resta solo in uscita. Noi abbiamo un gruppo importante dove dobbiamo lavorare più con la testa che con gli innesti di mercato. Già gennaio è un mercato particolare per tutte le squadre, quindi non è un mercato che ti risolve i problemi. Con l'allenatore abbiamo parlato e non ha la voglia di toccare nulla e noi siamo d'accordo, però siamo vigili e pronti. Centrale nella visione di Mirabelli il settore giovanile. Secondo me, se investiamo di più e meglio, forse invece avremo tanti Lovato e tanti Moro. Dobbiamo far sì che Padova sia appetita anche ai giovani, soprattutto quelli del Veneto, no? Sia la prima squadra a cui i ragazzi vorranno andare. Quindi su questo dobbiamo fare tante cose, dobbiamo lavorare affinché rendiamo il club appetibile iniziando da giù.